Telespar Tribù. Il ritmo del risparmio è travolgente. La storia di un paese. La leggi nei volti delle persone, nelle rughe mai stanche di sfide, nel sorriso di chi ha trovato certezze, negli occhi di chi guarda sempre oltre. Ci vediamo domani. Quando ti hanno detto che saresti stata l'aquila del Carnevale 2019 di Venezia, cosa hai pensato? Un po' sono rimasta sorpresa perché era uno dei miei sogni nel cassetto, quello di venire a Venezia durante il Carnevale, quindi ero davvero al settimo cielo poter essere qui, riuscire a venire appunto durante il Carnevale, essere tra i protagonisti, riuscire a vestirmi insomma con degli abiti pazzeschi, quindi è stata davvero una bella sorpresa. Quali sono le tue sensazioni a poche ore dal volo? Per ora sono abbastanza tranquilla, è da vedere domani una volta in cima al campanile se sarò così tranquilla. Testimonial della candidatura Milano-Cortina delle Olimpiadi del 2026, perché la CIO dovrebbe votare per l'Italia. Perché con il nostro programma, sfruttando le due regioni Lombardia e Veneto con le capitali, in questo caso Milano e Cortina, sfrutta e richiama insomma l'Agenda 2020, quindi sfruttando il più vasto territorio, più strutture già esistenti, si disperde un po' su varie regioni il fardello delle spese e si dà anche più lavoro alla fine su un vasto territorio, quindi ci sarà sicuramente un boom economico non solo in una singola città ma proprio su tante città e tanti paesi, quindi sarà sicuramente un evento unico nel suo genere. Cosa vuol dire per te essere testimonial? Per me è un grande onore perché io ho sempre vissuto le Olimpiadi da atleta, quindi rappresentare, essere in questo caso portabandiera di una candidatura olimpica è davvero un grande onore. Dopo che hai vinto europei, mondiali e olimpiadi, le motivazioni, come si riesce a ritrovare quelle motivazioni che poi portano alle medaglie? Non è facile sicuramente, però grazie anche comunque a gente che mi è vicina, che mi supporta, riusciamo sempre insieme a trovare dei nuovi stimoli, dei nuovi obiettivi e è quello che mi fa andare avanti. Cosa si può fare per far conoscere lo short track? Ma sicuramente bisognerebbe creare dei progetti, entrare nelle scuole perché è da lì che poi si crea il futuro di ogni disciplina, quindi non è solo nello short track ma vale per tutte le discipline sportive, quindi sicuramente riuscire a coinvolgere i bambini, i giovani fin da piccoli, creare insomma una buona sintonia tra bambino e ghiaccio, sicuramente questo aiuterebbe. Puoi dare un saluto ai nostri telespettatori di Televenezia. Ciao a tutti gli spettatori di Televenezia, grazie del vostro sostegno e del vostro calore. Ogni volta che vengo a Venezia è sempre un'emozione unica, e quindi grazie di tutto e divertitevi. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12.
11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Buongiorno Venezia! Eccoci qui! Buongiorno viaggiatori spaziali di questo Carnevale 2019! Good morning Venezia! Buongiorno lunatici del fondo! Benvenuti in piazza San Marco! Quest'anno il Carnevale 2019 celebra i 50 anni dello sbarco dell'uomo sulla Luna! Yeah, this year the Carnival of Venice is celebrating the 50 years since the moon landing. The moon, our satellite that influences the seas, lovers, poets and writers. En effet, bienvenue à vous tous, voyageurs méga galactiques de ce carnaval extraordinaire. Et je vous rappelle que c'est le 50e anniversaire de l'alunissage. Oh, la Lune, ce satellite qui influence nos humeurs, qui influence les marées et bien sûr les poètes et les amoureux. Io ne so una di poesia. Forza, vediamo se ha coraggio. L'ho imparata a scuola. Allora, che fai tu, Luna, nel cielo? Dimmi, che fai, silenziosa Luna? Che fai? Che Giacomo Leopardi. Brava, ha studiato. Vediamo un po' se sa anche questa. Vediamo. Everyone is a moon and has a dark side which it never shows to anybody. Chi è? Baci Perugina. Mark Twain. Moi aussi j'en ai une. Vediamo. Vous voudriez tenir de ma bouche comment la Lune est faite et si quelqu'un habite dans la rotondité de cette cucurbite. Oh, ma cucurbite a me piace da morire. Chi era? Cyrano Savinien de Bergerac. Ma ce n'era uno che ci mette d'accordo tutti. Vediamo un po'. Citiamo il bardo William Shakespeare. State attenti alla Luna perché quando si avvicina troppo alla Terra tutti impazziscono. Yes, even Shakespeare felt it and wrote about the moon in his Othello. He wrote, it's all the moon's fault. When it gets too close to the earth, it makes everyone crazy. Blame the moon. Mais bien sûr, Shakespeare aussi nous a dit, blâmer la Lune quand elle est trop proche de la Terre, elle nous rend tous fous. Allora voi siete pronti? Siete pronti ad impazzire con noi, sì o no? Are you ready to get crazy with us? E allora partiamo! Imbarchiamoci su questa astronave galattica, la nostra casa madre, il palcoscenico realizzato direttamente dallo scenografo del Gran Teatro La Fenice di Venezia, Massimo Checchetto e il suo straordinario staff. Yeah, we thanks a lot for our mother spaceship, our space stage, which has been designed by Massimo Checchetto, the great set designer of Opera House La Fenice. Et ce merveilleux vaisseau mère, ce Nautilus, a été conçu par notre scénographe incroyable Massimo Checchetto, qui est le décorateur du théâtre de La Fenice. Ma ci presentiamo? Ma capitano! Certo, diciamolo, perché chi c'è a condurvi in questo viaggio avventuroso nello spazio e nel tempo? Chi c'è, capitano? Una compagnia di Venezia, la compagnia Pentakill! Con i suoi personaggi, signori, in primis il nostro comandante, il capo di tutta la baracca, il comando non gli fa paura, è lui, il nostro comandante Nemo! No. E poi naturalmente andiamo, preparatevi, l'avventura sta per cominciare. Il comandante in seconda facendo funzione di mozzo, cambusiere, idraulico, lavavetri spaziale e factotum, Monsieur Barbacane! Vous servir! E poi lei, la
piccola esploratrice delle galassie, la piccola Laika. È lei. Vieni qui, La Laika. prima Qua. vita nello spazio. E Ma poi- cosa faremmo senza di lui? Il nostro ingegnere pazzo, il dottor Albert Fischerman. 6 per 8? Non lo sa, 66, bravo, 66. bravo. Buonanotte al Dunque, secchio. E poi, signori, omaggiamo la Luna. Potevamo non avere con noi ospite sul nostro palcoscenico lei, la regina della Luna, Mrs. Honeymoon. For you and only for you. E anche Quel splendore. Va bene, comandante, siamo tutti Siamo tutti. benissimo. Siamo Cominciamo. Allora, c'è un sacco di roba da presentare. C'è un Che pianeta succede? per capello, se non mi presentate mi gira tutto. C'è anche lei, è vero. Come Ma come? dimenticarsi? La nostra grintosissima, insostituibile imperatrice delle costellazioni, Galaxy Girl. Eccomi qua per voi, sono pronta a portare sole, luce e divertimento su questa domenica di carnevale. Ma che succede oggi? Che succede? Oggi Tantissimo. finalmente c'è il volo del... Dell'angelo? dell'Aquila. Ah, no. Il volo dell'Aquila dal campanile cavolo. di San Marco. Fra pochissimo vedremo atterrare qui una vera e propria campionessa, una grintosissima sportiva, la straordinaria Arianna Fontana. Yes, in a few moments we will see the famous now Eagle flight because the end of flight of the angel was last Sunday. Sì, but l'abbiamo today fatto. there will be our Olympic champion Arianna Fontana. Oh, la conoscete Nous allons più tardi. accueillir aussi ce soir, tout à l'heure, dans quelques instants, nous allons Maintenant. accueillir notre vol de l'aigle. Si j'ai bien compris, c'est ça, hein, c'est Si, pas si. l'ange aujourd'hui. Non, Non. c'est l'aigle qui va accueillir, L'aigle. c'est Arianna Fontana, une grande disciplinaire du Jeux Olympiques. Elle est extraordinaire. Ma sapete perché? Perché Venezia sostiene la candidatura olimpica di Milano Cortina 2026 con Arianna la sua portabandiera. Ma naturale. This is the reason why Venice is also supporting the candidature of Milan Cortina for the Winter Olympics 126 with the flag bearer Arianna Fontana. Parce qu'il faut savoir que Venise soutient la candidature aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina pour les Jeux de 2026. Et bien sûr, notre ambassadrice è Arianna Fontana. Molto bene. Ma per accogliere degnamente sul palcoscenico l'Aquila del Carnevale e per aprire questa domenica fantastica, noi chiamiamo sul palcoscenico un Commodoro e il suo equipaggio. Signore e signori, un Commodoro Massimo Andreoli. Eccolo qua. Che ci racconterà per Eccolo bene qui. tutta la giornata. Salve. Oggi lo vedo Commodoro. serio, è molto serio. Buongiorno. Preso Benvenuto, nella parte. Massimo. Buongiorno a tutta Piazza San Marco. Un bel applauso per Massimo che sarà con noi tutta la mattina e oltre per introdurci a tutte le personalità che verranno ad accogliere l'Aquila del Carnevale. E non solo, io sono qui per prendere possesso di questa ammiraglia. Ce ne possiamo andare, grazie. Allora, buon lavoro, noi andiamo. Grazie Allora, di tutto. Ce ne la possiamo salutiamo andare. così, Ma veramente. che è lui che non ha mai voglia di far nulla. Ah, ma non è vero, non è vero. Noi giochiamo su, allora. Massimo. Chiamo sul palco il comandante Guidolon de Guidoloni che prenderà la timone. coffa e il timone. Molto bene. Perché oggi andremo con questo meraviglioso Nautilus, con questa meravigliosa viaggio. Dove nave andiamo? Dove andiamo? temporale lungo il tempo. Partiremo dal passato per arrivare al presente. Un viaggio nel tempo e nello spazio. Lui è accompagnato ovviamente dal primo ufficiale di rotta e dalla marchesa, colei che paga il viaggio, perché qua se sa che non si va da nessuna parte. Lo Ma io questa sponsor del marchesa da viaggio. qualche parte l'ho già vista, adesso So mi now we ricordo- will Non see s'allarmi. a L'ho già vista. space and time trip, vero? Esatto. During the history. Perché il carnevale è magico e fantastico anche in questo. Si parte dal passato, si arriva al presente e si guarda al futuro, perché Venezia è la più antica città del futuro. Yes, because Venice is the more antique city of the future. En effet, Venise est la ville la plus antique
du futur et nous allons voir des défilés qui partent des anciens temps jusqu'au présent. E allora Massimo, approfittiamo di questa tua citazione per ricordare anche un hashtag molto importante per Venezia, che è l'hashtag Enjoy Respect Venezia, perché è molto importante ricordarsi che la città di Venezia ha un equilibrio molto delicato, quindi rispettiamo la città e i suoi abitanti, impazziamo ma sempre nel rispetto di questa città. Yes, we want to remember that the Carnival of Venice supports Enjoy Respect Venezia, the campaign of the city of Venice to encourage visitors to act responsibly and respectfully in Venice, because Venice is a gorgeous city that welcomes you, but is a very, very fragile city. So, moody people, go to the moon and all the times remember, enjoy, respect Venezia. Bien sûr, il faut le rappeler, le carnaval soutient l'initiative de la ville de Venise qui est Enjoy, Respect Venezia. Venezia est une ville merveilleuse, c'est un diamant. On peut s'amuser, on peut devenir fou, mais toujours dans le respect de cette ville tellement fragile et aussi dans le respect de ses habitants. Merci à vous. E ci faceva piacere ricordarlo alla presenza del Commodoro, a cui lasciamo la parola nuovamente. Perché iniziamo la nostra giornata, il nostro viaggio nel tempo con il 700. Partiamo dal barocco, dall'esplosione barocca della nobiltà sabauda, un gruppo che ora sfilerà, farà la sua bella passerella per poi ritornare nel parterre, perché a rotazione avremo molte compagnie, molte associazioni e anche dei balli storici che nei secoli ci condurranno nell'atmosfera del carnevale del passato. La nobiltà sabauda che arriva da Torino, da Rivoli, dal Piemonte. Directly from 18th century. Et du XVIIe siècle, nous accueillons les nobles de Savoie. Con dei meravigliosi ventagli piumati di cui non voglio svelare il segreto, perché saranno i protagonisti delle danze che la nobiltà sabauda proporrà dopo il volo dell'Aquila. Marvelous costumes with all the details, handmade costume. Però bellissimi, welcome, benvenuti. Beati fra le donne, beati fra le dame. Quanta eleganza, guarda qui che meraviglia. E se postate le vostre fotografie, siate social insieme a noi, questa magnificenza, non dimenticatevi di taggare con l'hashtag ufficiale del Carnevale di Venezia, hashtag Carnevale Venezia 2019 o hashtag Blame the Moon o hashtag Missione Carnevale 19. Yes, don't forget to share the photo and to post it them on our social, Facebook, Twitter and Instagram with the hashtag Carnevale Venezia 2019, hashtag Blame the Moon, hashtag Missione Carnevale 19. Be galactically social! E noi continuiamo la nostra passerella con la prima delle nostre associazioni storiche del Carnevale, l'Associazione Internazionale per il Carnevale di Venezia, che aprirà un corteo che mette insieme le due associazioni più rappresentative del nostro Carnevale, l'Associazione Internazionale del Carnevale e gli Amici del Carnevale di Venezia. Sono due associazioni che da oltre 20 anni, quasi 30 anni direi, sono protagoniste della nostra piazza. Tra l'altro gli Amici del Carnevale hanno preparato anche un'esibizione particolare con delle danze del Settecento che adesso vedremo sul palco, quindi prego, certo che c'è sempre un po' di traffico sulla nostra passerella con questi abiti molto ricchi, molto gonfi, molto ampi. Sì, diciamo che gli abiti non con il loro non aiutano, ma allora now in a few moments we will see the International Association of the Carnival of Venice together with the Association Amici del Carnevale di Venezia. E vedo aprire il corteo degli Amici del Carnevale di Venezia il loro storico rappresentante Guido Rossato con quest'abito viola arancione.
Ma è mandarino, bellissimo, l'avevo Marco notato. Polo tra passato, presente e futuro. Ma è bellissimo, mi ha quasi, cioè, veramente Ipnotico. Sì, è vero, prima mi aveva quasi ipnotizzato, l'ho visto e sono rimasta affascinata. Adesso gli chiediamo il suo abito, che è veramente spettacolare. Con lui una sfilata straordinaria di abiti tra la tradizione barocca e la fantasia del carnevale. From Il y a un the baroque sacré trafic. time and the fantasy of the carnival. Nous accueillons maintenant l'association Amici del Carnevale di Venezia. Ils sont merveilleux, et aussi l'association internationale du Carnaval de Venezia. Ils sont là depuis plus d'une vingtaine d'années à nous rendre visite. Chaque année, ils sont toujours aussi beaux et ils nous régalent de surprises incroyables. Io chiederei a Guido Rossato, che secondo me quando hai cominciato il primo carnevale la barba era corta, guarda che lunga. È cresciuta con gli anni, e questa qua va a risalire del tempo di Cristo, perché io sono un re maggio che mi sono spostato di notte vedendo la stella cometa, ma c'era anche la luna in cielo, e perciò ho preferito quest'abito che si richiama al titolo del carnevale della luna, perché assieme alla stella cometa c'era quella luna quella sera, e io ho seguito la stella accompagnato dalla luna. Grazie Guido, questo è da spiegare, perché vedete che è vero, blame the moon, ma la luna non ha tempo, la luna c'è sempre stata, certo. ed è stata seguita dal nostro fantastico Re Maggio. Bellissimo, davvero bellissimo. Io li terrei sempre qua tutti con noi, perché sono tanto belli. Loro in questo momento si fermano un po' qui perché fanno da cornice a quelli che invece di loro faranno il loro balletto, perché loro hanno dei balli, dei minuetti del Settecento da far vedere. Quindi sulla nostra scenografia vivente. Assolutamente. Ecco qua. E dopo di loro arriveranno invece i balli dell'Ottocento con le dame e i Certo. cavalieri che si preparano già nel parterre. Ma intanto viviamo la magnificenza del Carnevale di Venezia nel Settecento. Guarda che spettacolo di colori, di fantasia. Quanti sono, Massimo? All'incirca, tantissimi. Ah beh, i soci loro sono centinaia e da tutto il mondo. Infatti qui sono rappresentati tutto il mondo, anche proprio dalle loro provenienze. Spettacolari. Io ora ovviamente ho bisogno del loro maestro di cerimonia per iniziare le esibizioni di ballo. Signori, il palco è vostro. Ed ecco qui, ultimi ma non ultimi, sempre dell'Associazione Internazionale del Carnevale, questi che rappresentano la pura fantasia. Poison Ivy and the Riddler, cioè sono i due nemici di Batman. Ah, sono loro, addirittura qui. Incredibile. No, attenzione, qui Batman non c'è, siamo su un'altra galassia. Prego. E ora il palco è per le esibizioni di danza storica, minuetti e altri balli del Settecento a cura degli Amici del Carnevale di Venezia. Se bisogna lasciargli un po' di spazio perché giustamente si devono esibire. So, quindi tutti un now passettino for you, indietro. Historical dance.
L'applauso sorge spontaneo. Sempre il loro Romeo, che è il loro maestro di danza, il loro direttore artistico, ora ci darà indicazioni sulla prossima danza. Ora cosa ammireremo? La prossima danza sarà una gavotte, gavotte di Mozart, una danza barocca del 1700. Grazie, quindi la gavotta. Do io il via della musica. Un applauso agli amici del Carnevale di Venezia. Big applause for our friends of the Carnival of Venice. Ci hanno accompagnato in quello che era il Carnevale a Palazzo nel Settecento, quindi noi li salutiamo e li ringraziamo per questo bellissimo momento, perché adesso piano piano loro scenderanno e il nostro viaggio nel tempo ci porterà in pieno Ottocento, da un secolo all'altro. Salutiamo il nostro magnifico Re Maggio che continuerà a seguire la Luna
a naso in su, perché tra un po' saremo tutti con il naso all'insù. Ricordiamolo bene, che oggi è il giorno dell'aquila, del volo dell'aquila. Il giorno dell'aquila, sì, l'abbiamo ricordato prima. So now from the 18th century to the 19th century. On s'y croirait dans un salon du 17e, mais nous allons continuer notre défilé. Noi lasciamo scendere i nostri amici del carnevale in tutto il loro splendore. E io vorrei ricordare a tutti gli amici di Piazza San Marco che questi meravigliosi costumi sono delle creazioni originali di questi appassionati del carnevale, che di anno in anno li confezionano per Piazza San Marco, e non solo, perché poi viaggiano per tutta la città, però la sfilata in Piazza San Marco è un lavoro che dura un anno per confezionare questi abiti. Yeah, we want to remember and to underline that these are original creations for this particular day, for San Marco Square and our marvelous carnival. Chaque costume que vous pouvez admirer a été en effet créé pour le carnaval de Venise. Ils ont mis tous près d'un an pour le faire et ils ont mis tout leur génie, leur folie, leur savoir-faire pour nous offrir ces costumes merveilleux. E chaque année c'est une surprise. Eh sì, ma infatti tra l'altro, come ricordiamo ogni volta durante anche le sfilate, loro non solo creano questi meravigliosi costumi, ma anche poi studiano le danze, perché è che la maschera non è soltanto la maschera del volto, ma il vestito, il portamento, l'attitude, no? Perché il carnevale si vive. È vero. Si vive con la musica, e certo, con tutti i sensi, perché c'è il gusto di mangiare una fritto, e ha voglia di ridere con una barzetta, ma soprattutto ha voglia di divertirsi ballando. E loro quindi studiano con un maestro di danza i balli del Settecento. È vero, ma ci teniamo a sottolinearlo, perché magari uno viene a Venezia e dice la maschera e basta. No, la maschera è tutto il vostro corpo, il vostro essere, voglia di vivere il carnevale. La storia di un paese la leggi nei volti delle persone, nelle rughe mai stanche di sfide, nel sorriso di chi ha trovato certezze, negli occhi di chi guarda sempre oltre. Ci vediamo domani. Despar Tribù, il ritmo del risparmio è travolgente. Che ora si toglie il tricorno del Settecento e indossa il cilindro dell'Ottocento, con l'associazione Dame e Cavalieri che piano piano arrivano sul palco per farci vivere un'altra atmosfera. Passiamo dal Settecento di palazzi veneziani all'Ottocento delle grandi corti europee. Yes, we are speaking about the mask. That the mask is not only the mask on the face, but the mask is all the mask, the costume, the behavior, the way of interpretate this mask and this costume, and they all the people that create this wonderful costume study 1 year to come on our carnival. Bien sûr, quand on parle de masque ici pour le carnaval de Venise, le masque c'est un tout, ce n'est pas seulement le masque sur le visage, bien plus et bien plus que ça, c'est aussi le costume. C'est l'attitude, c'est la recherche, c'est le vivre le masque, vivre le costume. C'est ça le costume du carnaval. Eccoli qua. Ed eccoli, si vedono subito, sono riconoscibilissimi. Si cambia d'epoca, si vedono questi cilindri, queste tube
classiche dell'Ottocento che arrivano sul palco guidati dal loro presidente Fabio Barberato, le dame e i cavalieri, quindi ci porteranno nel mondo dell'Ottocento con delle danze classiche di quell'epoca, a partire ovviamente dal valzer. Directly from 19th century, l'associazione Dame e Cavalieri. Nous accueillons maintenant dames et cavalieri qui sortent, on fait un voyage dans le temps. Hein. Maintenant, on a enlevé les tricornes et on a mis les chapeaux buses. Nous sommes au 19e siècle et ils vont nous offrir aussi, bien sûr, des danses du 19e. Historical dance for us. 3 danze, quindi ora ci dirà il loro maestro e presidente Fabio Barberato. Quali sono queste 3 danze che ammireremo? Allora, la prima è una polka, si chiama Annen Polka. La seconda è un Lili Burlero, una danza irlandese. E la terza si chiama Carré de Novi, dalla nostra maestra coreografa Yvonne, il suo nome all'incontrario. Quindi, io che ho detto che facevate il valzer, ho fatto una figura da piscuano. Ma no, non c'è problema. Le faccio sempre. Va bene. A voi il palco, quando siete pronti, ci date voi ovviamente il via alle musiche. L'associazione Dame e Cavalieri.
L'associazione Dame e Cavalieri in pieno 800, un grande applauso anche loro. Grazie, grazie a Fabio Barberato, le Dame e Cavalieri. E noi ci avviciniamo all'ultimo momento di danza storica prima di cominciare quella che è poi la nostra liturgia carnevalesca di oggi, perché abbiamo veramente un protocollo da rispettare, dobbiamo cominciare la nostra celebrazione dell'Aquila, perché oggi, ricordiamolo, è il giorno del volo dell'Aquila. Ma prima di tutto ciò salutiamo l'associazione Dame e Cavalieri, ritorniamo ai broccati, ai pizzi e ai tricorni dell'associazione delle maschere di Mario del Carnevale di Venezia. Nous accueillons maintenant le groupe historique Les Maschere de Mario del Settecento. Quel voyage spatio-temporel avec tous ces masques. On passe du 17e au 18e au 19e. C'est incroyable. Merci de nous offrir ces merveilleux masques et costumes.
È incredibile, è bellissimo vedere sfilare sulla nostra passerella come una vera macchina del tempo un secolo che se ne va e un secolo che arriva. Si salutano i tricorni e i cilindri, l'Associazione delle Maschere di Mare del Settecento veneziano che compie quest'anno il 10° anniversario della presenza al Carnevale di Venezia. C'est la 10e année que nous les accueillons ici et c'est toujours un plaisir pour nous. Anche loro appena saranno pronti a dare inizio alle danze ci daranno il segnale per le musiche. Sta venendo di qua dalla parte esterna, quindi non... ma stai...
L'applauso sorge spontaneo.
Ed eccoli al loro saluto a Piazza San Marco. Un bel applauso anche al gruppo storico Le Maschere di Mario del Settecento veneziano. Con loro concludiamo il nostro viaggio nel tempo tra musiche e danze, e pizzi colorati, tricorni, cilindri, chi più ne ha più ne metta, perché dobbiamo avvicinarci alla nostra celebrazione ufficiale. La storia di un paese la leggi nei volti delle persone, nelle rughe mai stanche di sfide, nel sorriso di chi ha trovato certezze, negli occhi di chi guarda sempre oltre. Ci vediamo domani. Despar Tribù, il ritmo del risparmio è travolgente. E ora siamo pronti per entrare nel Siamo vivo pronti. della nostra cerimonia per far scendere puntuale dal nostro campanile l'Aquila del Carnevale di Venezia 2019. Che sappiamo tutti, ormai l'abbiamo detto, sarà Arianna Fontana. Arianna Fontana, che ci auguriamo sarà la portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi del 2026, che tutti di cuore ci auguriamo, e siamo qui anche per questo, si svolgeranno, speriamo tutti, tra Milano e Cortina. Venezia ufficialmente col Carnevale sostiene questa candidatura olimpica. So in a few moments we will see our Eagle flight with Arianna Fontana. Venice is also supporting the candidacy of Milan Cortina for the Winter Olympic Games 2026 with our Arianna Fontana as flag bearer. E allora dovremmo avere un video proprio a sostegno della candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi 2026.
E per chiamare la nostra Aquila, chiedo alla nostra Marchesa di accompagnare qui sul palco con noi il sindaco della città di Venezia, Luigi Brugnaro. Eccolo qui. Buongiorno a tutti. Welcome to Venice. Quest'anno abbiamo per l'ennesima volta dato dimostrazione con tutte le forze di sicurezza, che voglio ringraziare, di questo grande rispetto per la città di Venezia. Enjoy, respect Venezia. Questo è il leitmotiv che abbiamo raccontato più volte. Vi ringraziamo, vogliamo salutare tutti i nostri ospiti e tutti i veneziani presenti. È una giornata speciale e voglio ringraziare proprio tutte le persone, per primis, che lavorano per questa grande giornata. I volontari, la polizia locale, i carabinieri, la polizia di Stato, la Guardia di Finanza, tutti i vigili del fuoco e il personale di Veritas, che è quello che pulisce continuamente la città. Ringraziamo ancora della pazienza tutte le persone, ma i sistemi di sicurezza che abbiamo messo in piedi da tanti anni e quest'anno abbiamo ulteriormente efficientato, sono appunto per la sicurezza vostra e della piazza intera. Oggi dedichiamo questo volo dal campanile di San Marco alla candidatura che Venezia fortemente sostiene delle Olimpiadi, la candidatura delle Olimpiadi di Cortina e Milano per il 2026, Olimpiadi invernali. Le nostre montagne, poi il servizio lo rimanderemo ancora dopo che sarà scesa l'atleta, per ricordare come Venezia sia il capoluogo della regione Veneto. Ancora buon divertimento, buon carnevale e buon rispetto per la città di Venezia. Buon divertimento. Grazie al nostro sindaco Luigi Brugnaro, che invitiamo a rimanere con noi e ad accogliere tra pochissimo. Vediamo, si sta preparando la nostra campionessa olimpica, la ricordiamo, Arianna Fontana. È campionessa di short track di pattinaggio, vincitrice di 1 oro, 2 argenti e 5 bronzi olimpici. So this year our eagle is Arianna Fontana, Olympic champion in short track speed skating with 1 gold, 2 silver and 5 bronze medals. E allora facciamoci sentire, fatevi sentire, Piazza San Marco! Con il vostro applauso. Here we are. Arianna Fontana, Aquila del Carnevale 2019. There's a moment in your bones when the fire takes over. Blood is running, heart is pumping as the battle gets closer. They can say what they want now, 'cause we'll be screaming now. We can be heroes everywhere we go. We can have all that we ever wanted. Swinging like Ali, rocking our bodies, standing on top like a champion. Keep your silver, give me that gold. You'll remember when I say we can be heroes everywhere we go. Keeping us down is impossible, 'cause we're unstoppable. We're unstoppable. We're unstoppable. Every spotlight, every soundbite, everybody who gave up is just a fuel for wanting him more than anybody against us. They can say what they want now, 'cause we'll be screaming now. We can be heroes everywhere we go. We can have all that we ever want. Swinging like Ali, rocking our bodies, standing on top like a champion. Keep your silver, give me that gold. You'll
Ancora. Fontana! Pochi passi per lei. Aquila del Carnevale di Venezia 2019. Portabandiera per la candidatura Milano Cortina 2026, sostenuta dalla città di Venezia al Carnevale 2019. In abito Arianna, Francesco Brigi dell'Atelier Pietro Longhi. Due parole a Piazza San Marco. Mi avete lasciato senza fiato, grazie. E per un atleta restare senza fiato è una cosa unica. Sì, veramente è stato qualcosa davvero speciale, non me l'aspettavo. Bene, adesso ci sono per noi i fotografi, le foto di rito, la bandiera che sancisce il sostegno della città di Venezia alla candidatura Milano Cortina 2026. Piazza San Marco, ci raggiunge Francesco Brigi, che è colui che ha creato l'abito. Raccontacelo. E ringraziamo Ovviamente anche... è un abito ispirato al ghiaccio e l'abbiamo incoronata la nostra regina dei ghiacci, ovviamente. E la sua corona è fatta di stalactiti e stalagmiti con qualche fiorellino primaverile. Oggi è una giornata stupenda. E il sole è bellissimo e la bacia la nostra campionessa. Francesco Brigi is the fashion designer of the costume, of this wonderful costume, the queen of the ice, the snow. And we thanks a lot also the hairstylist and makeup Monica e Umberto. Allora, costume Francesco Brigi per l'Atelier Pietro Longhi e hairstylist and make-up Monica e Umberto, con Umberto e Sabrina Vitturi che sempre completano la bellezza di questa bellissima Aquila 2019. Foto di rito per giornalisti, fotografi e autorità. Piazza, fatevi sentire, vi è piaciuto questo volo? Siamo tutti quanti con Arianna per la candidatura ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e se tanto mi dà tanto, questo volo è stato spettacolare e io dico che ce la faremo! We remember that Venice is also supporting the candidacy of Milan Cortina for the Winter Olympic Games 2026 with our Arianna Fontana as flag bearer. L'aigle de cette année est Arianna Fontana, une championne de short track en patinage. Elle a gagné l'or, 2 argents et 5 bronzes. Elle est merveilleuse dans ce costume. Et il faut aussi souligner que Venise soutient la candidature pour les Jeux Olympiques d'hiver 2026 Milano Cortina. Et Arianna est notre ambassadrice. Ah oui, finger crossed. Et aussi, on peut apprécier les merveilleux costumes de Francesco Brigi, de l'atelier Pietro Longhi, et aussi hairstyling et make-up, maquillage Monica e Umberto. Comandante, ma gliel'hanno detto che adesso da qui fino alla fine del carnevale dobbiamo stare tutti con le dita incrociate? Da qui fino al 2026. Beh, adesso intanto fino a carnevale, poi scendiamo, il prossimo carnevale ancora così, Fino al 2026. No, ma quando è che decidono? Decidono, non lo so. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. A breve, Ci informiamo. a breve perché bisogna organizzarsi. A breve, certo. Cioè, mica, se no rimanere con le dita mica la fai in 2 minuti. No, ma anche rimanere con le dita intrecciate è dura, Dura, sì. Ma si può cambiare, si può intrecciare anche quelle dei piedi? Ma sì, quello sì. Il mignolo si può fare anche il mignolo nano colodulare? Si può fare nano perché siamo su un'altra galassia. Abbiamo visto allora sì. Arianna tante volte emozionata sul podio prima di una gara, ma credo che niente sia confronto di scendere dal campanile di San Marco qui direttamente sul palco del carnevale più famoso al mondo. Chissà, tra poco raccoglieremo le sue emozioni e le sue prime impressioni e ci faremo contagiare anche noi dalla sua emozione. Je crois que c'est toujours aussi difficile, même pour un champion, hein, de faire le saut dans le vide du campanile de la place Saint-Marc jusqu'ici. Ça doit être une expérience incroyable et je puis vous assurer que même les plus grands champions, à mon avis, ils ont aussi peur au début. Mais on est curieux de savoir et d'avoir quelques impressions quand j'espère qu'elle nous donnera un peu
de ses émotions et nous les partagera. Ma comandante, non è che una volta ci fanno fare il volo anche a noi, alla compagnia Pantachin, che dice? Assolutamente sì, assolutamente sì. Tutti Lo insieme. possiamo chiedere, almeno 5. Almeno insieme. 5 facciamo un record, faremo un nuovo record, tutta la compagnia Pantachin giù dal campanile, bellissimo. Sarebbe bello, Con un parapendio facciamo noi, facciamo delle variazioni sul tema. Mentre sventola alta la bandiera della candidatura ufficiale di Milano Cortina 2026, noi stiamo qui accogliendo con il nostro calore, con le nostre foto, Arianna Fontana, una splendida campionessa Aquila del Carnevale 2019. Eccoci piazza! Siete Palcoscenico. curiosi di vederla, eh? Siete bellissimi! Francesco, faccio 2 chiacchiere qui con Francesco, mi faccio raccontare. Ecco, vero, allora, raccontaci un quanti po'. voli hai visto ormai? Sono tanti. Ricordiamo anche Francesco è anche l'autore dei nostri abiti. Esatto. Meravigliosi, ispirati ai pianeti. Grazie a te, Francesco. È un po' il nostro papà. È il nostro È un po' il nostro papà oggi, sì. Allora, ma voi arrivate fino lassù e poi vi dite ciao. Ma ce lo diamo anche un bacettino augurale. Era emozionata, raccontaci. Alla fine sì, alla fine sì. Però è sempre molto concentrata perché essendo anche un atleta... Allora, sappiamo benissimo che per gli sportivi non è tanto la preparazione atletica, ma soprattutto mentale che fa vincere le gare sportive. Quindi grande tenuta, grande concentrazione, grande volontà. Coraggio soprattutto. Coraggio, non per niente è l'Aquila, the Eagle of the Carnival. Fra pochissimo vedremo ancora danze e ancora spettacolo sul palcoscenico, ma intanto il vero spettacolo di questa mattina è questa meravigliosa campionessa che ha avuto il coraggio di affrontare un'ennesima sfida con la mentalità vincente che il nostro sport italiano ci ha dato tante soddisfazioni e ce ne darà ancora. Eccola qui, bellissima. Per niente glaciale, devo dire, anzi. Questo tipico abito che indossa sempre per gli allenamenti. Sì. Queste ali sono molto belle queste ali ghiacciate. Ecco qui. Allora, Chissà se ce la facciamo anche noi. ce la facciamo anche noi una foto con i presentatori, eccoli qua. Grazie Arianna. Grazie a voi. Bene, adesso le foto di rito anche con il nostro consigliere Ecco, con Giovanni, comunale vieni, Giovanni Giovanni, Giusto, Giusto, che è così. delegato alle Giovanni. tradizioni. Quindi Il nostro consigliere delle tradizioni venete. Francesco, non puoi esserci senza le autorità, come fai? Tu non ci sei. Il fashion designer. Comandante, Cosa succede? La ha lasciato nobiltà il qui che timone. appare sul palco, che fa? Mi sbuca così. Dove va? Date giù dietro Dove mi l'Arianna. sbuca? Non si può mica passeggiare così senza permesso Attenzione sul palco. che arriva anche la bandiera, no. la bandiera della candidatura ufficiale, facciamo passare. Oh, guarda un po' chi c'è. E per chiudere ufficialmente la parte cerimoniale di oggi, invito qui sul palco ovviamente la nostra protagonista, l'Aquila, Arianna Fontana, e con lei il consigliere comunale Andiamo, Giovanni Giusto, Arianna. che è il nostro delegato per le tradizioni, alle tradizioni, e con loro chiudiamo questa prima parte di domenica dedicata sì alla nostra Aquila, ma anche al sostegno che Venezia dà alla candidatura per i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Arianna la stanno un po' risistemando perché lei è abituata a schetinare, ma ad Esatto. andare in giro con questo po' di parecchio ovviamente un po' meno. Arianna. Vieni Arianna, e cedo la parola al consigliere comunale delegato alle tradizioni Giovanni Giusto.
Eccola qua. Eccola. L'Aquila del 2019, Arianna Fontana, che porta bene sicuramente. Arianna è una campionessa olimpionica di sport invernali e oggi è qua proprio per dichiarare quella che è la nostra voglia di avere le Olimpiadi del 2026 in Italia, a Milano, ma a Cortina, in Veneto. Lo vogliamo? Lo vogliamo tutti? Cosa Bel dice sì la di coro, piazza? un bel sì di coro. Un applauso per Arianna, perché Arianna porta bene. E big applause, finger crossed. Avremo le Olimpiadi, ne sono certo, vero Arianna? Io ci spero e ci credo. Quindi basta crederci tutti e sono sicura che porteremo a casa queste Olimpiadi. Bene, quando lo ha detto Arianna Fontana, l'ha detto Arianna Fontana, quindi sicuramente sarà così. Speriamo bene. Comunque, grazie ad Arianna per aver accettato di volare da San Marco, dal campanile, il Paron de casa, fino qui giù in piazza per lanciare questo non solo sostegno, ma forte segnale, insomma, no? Ecco, quindi speriamo proprio di avere queste Olimpiadi. Cortina aspetta il Veneto intero e l'Italia aspetta queste Olimpiadi invernali e aspetta di vedere anche le grandi doti di Fontana, sicuramente, che degnamente ci rappresenta. Grazie a tutti voi, grazie di essere giunti qui oggi in quello che è, tra virgolette, il salotto del mondo, la nostra casa, Piazza San Marco, e mi raccomando, nel pieno rispetto, come sempre in questi giorni avete fatto, ricordiamoci che Venezia ha un valore impossibile da replicare, quindi è di tutti e pertanto tutti devono portare il rispetto. Grazie a tutti e viva Fontana e viva le Olimpiadi del 2026 a Cortina! Thank you. Un grande applauso, big applauso. E noi salutiamo Arianna, pronta, chi lo sa, il prossimo volo, dai, ci immaginiamo, il prossimo volo parti da qui e scendi sulle nostre magnifiche Dolomiti, che sono le nostre magnifiche montagne. Grazie ancora alla nostra Aquila. E noi proseguiamo perché il carnevale non termina qui, la piazza si sta per rianimare di colori, di danze, di costumi. Io lascio la tolda di questa magnifica nave spazio-temporale con il mio comandante, il suo ufficiale per la navigazione, la mia marchesa. Mi ritiro da bravo Commodoro per ritornare qua martedì. Ci vediamo presto, Massimo, grazie. Riprendiamo possesso del Nautilus. E introduciamo il gruppo storico di danze Nobiltà Sabauda, che ci farà assistere a ancora danze, ricostruzioni storiche delle danze, e li facciamo entrare se sono pronti. Sono un gruppo nato nel 1997 che si è sempre speso per divulgare in modo divertente e filologicamente corretto la cultura storica della Torino Sabauda del Li invitiamo 1730. a raggiungere il palco mentre noi parliamo. Forse hanno una Prego. coreografia da fare nel mentre. Non lo sappiamo, forse è così? Nobiltà Sabauda. Oh, sì. perfetto. Allora, danze storiche, historical dance from the Nobiltà Sabauda.
anche i pianeti e le galassie. Anche noi. Tunnel spazio-temporale. Fulvio! Fulvio! La storia di un paese. La leggi nei volti delle persone.
nelle rughe mai stanche di sfide, nel sorriso di chi ha trovato certezze, negli occhi di chi guarda sempre oltre. Ci vediamo domani. App Despar Tribù, il ritmo del risparmio è travolgente. Ciao Arianna, che emozioni hai provato durante il volo? È stato incredibile, ero veramente senza fiato una volta là in cima, vedere giù la piazza piena di persone che mi hanno accolto davvero calorosamente è stato davvero unico. Com'è vedere Venezia dall'alto? Stupendo, da sud veramente c'è una vista pazzesca, è stata davvero un'esperienza unica e sono davvero contenta che sono stata scelta come aquila del carnevale. Un commento sul vestito? Mi sento proprio una regina dei ghiacci, quindi è proprio fatto apposta per me, direi. Riusciremo a spuntarla sulla Svezia? Io ci credo, penso che tutti coloro che ci stanno lavorando ci credono, faremo del nostro meglio e spero davvero che riusciamo a riportare queste Olimpiadi in Italia perché è qualcosa davvero di unico, non solo per gli atleti ma proprio per il paese stesso. Grazie. Grazie. Consigliere comunale, ragazzi, ma chi sei?
sono due infiltrati dentro il gruppo Nobiltà Sabauda. Eccolo! Nobiltà Sabauda from Rivoli, Torino! A big applause for this historical group, Nobiltà Sabauda from Rivoli, Torino. E prego, ma grazie, noi vorremmo tenervi qua con tutto il tempo sul palcoscenico, ma poi non so, si è fatta una certa, dice? C'ha già una certa, ma grazie, con il simbolo del carnevale. Ciao tesoro, ciao, vieni che ti Ancora un porto giù. applauso per questo gruppo storico. Prego. Che si prodiga per ricostruire e trasmettere anche alle giovani generazioni la cultura storica della Torino Sabauda dagli anni 1730 a 1861, precisissimamente 61. Yes, we remember that it's an historical group, has been founded in 1997, and since then has always spread the historical culture of Torino from the year 1730 and to 1861 in an entertaining but also historical correct way. On doit remercier notre groupe historique, la noblesse de Savoie qui nous a portés dans des bals, des danses, dans tous les siècles. On a fait un voyage spatio-temporel. C'est un groupe qui est né à Turin, bien sûr, en 1997. Et depuis, il divulgue avec d'une manière très précise comment était la noblesse depuis cette époque-là, depuis 1730 jusqu'à 1861. Allora, è finita questa prima fase, vero comandante? Prima fase della giornata. Allora, sapete che la Luna ha le sue fasi. In questa prima fase abbiamo assistito a un evento strepitoso, straordinario, intergalattico, il volo dell'Aquila dal campanile di San Marco, la nostra campionessa olimpionica Arianna Fontana, che ci ha ricordato la candidatura dell'Italia, in particolare di Cortina Milano, per le Olimpiadi invernali del 2026. E siccome, come dice la nostra Miss Honeymoon, si è fatto una certa... Sì. La vostra Cosmic Crew, lo staff più galattico del Carnevale, vi dà l'appuntamento a questo pomeriggio e vi salutano il grande capo, il comandante Nemo. Eccolo qua. L'assistente in secondo capitano di bordo, Messie Barbacan. La piccola Laika, la prima esploratrice galattica dello spazio. L'ingegnere Albert Fisherman. La regina della luna, Mrs. Honeymoon. E la piccola bomba d'energia galattica, signori. Come ti chiami, scusa? Galaxy Girl. Galaxy Girl. Ovvero, in una parola, la compagnia Pantakin. Allora, ci vediamo qui più tardi per vedere quale sarà la maschera più bella del Carnevale di Venezia. A più tardi, alle 14:45 torneremo qui. A più tardi.
App Despar Tribù. Il ritmo del risparmio è travolgente. La storia di un paese. La leggi nei volti delle persone, nelle rughe mai stanche di sfide, nel sorriso di chi ha trovato certezze, negli occhi di chi guarda sempre oltre. Ci vediamo domani.